L'iniziativa si inserisce nel contesto di Nordbest Award, cioè Nordbest è la nostra iniziativa dedicata a sviluppare cultura imprenditoriale, in particolare nel contesto delle piccole e medie imprese. Quindi qualsiasi tipo di spunto possa essere dato a queste piccole e medie imprese per diventare eccellenti. Un'esperienza buonissima, la prima, speriamo che si possa ripetere, buona sotto ogni punto di vista, sia per il coinvolgimento degli studenti, chiamiamoli studenti, che hanno partecipato alle nostre attività formative, buona, ottima anche per le aziende che li hanno ospitati per la parte di stage. Dico buona perché abbiamo dei riscontri concreti, più di un'azienda che si è resa disponibile ad ospitare per gli stage gli studenti ha poi confermato l'assunzione del giovane perché si è dimostrato all'altezza di quelle che erano le aspettative iniziali. La vostra società ha numeri importanti per quanto riguarda la formazione? Sì, Reviviscar mette a disposizione di tutte le aziende associate a Confindustria Belluno un'attività formativa molto articolata, dispieghiamo più o meno 2 milioni di ore di formazione tra aula e stage all'anno, tutta un'attività che naturalmente è a disposizione delle aziende associate, ma è a disposizione anche dei tanti giovani bellunesi che meritano, che si impegnano e che cercano anche attraverso queste esperienze un'opportunità di lavoro in un momento difficilissimo, e abbiamo riscontri molto positivi perché questo tipo di iniziative, questo tipo di formazione è apprezzato dalle aziende